L'invasione della Jugoslavia, chiamata anche Guerra d'Aprile soprattutto dalla storiografia jugoslava ed identificata col nome in codice Operazione 25 dall'Asse, fu l'attacco sferrato dalle potenze dell'Asse contro il Regno di Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale. Adolf Hitler, interessato ad organizzare una grande campagna militare nei Balcani per aiutare l'alleato Benito Mussolini nell'invasione italiana della Grecia e consolidare la situazione strategica della Germania nazista, decise, il 27 marzo 1941, di dare inizio all'invasione, dopo aver appreso di un colpo di Stato a Belgrado da parte dei militari favorevoli alla Gran Bretagna. La campagna, iniziata il 6 aprile seguente con un devastante bombardamento aereo della Luftwaffe della capitale jugoslava, fu caratterizzato da una rapida e agevole avanzata delle Panzerdivision tedesche, che sbaragliarono ogni resistenza. L'esercito jugoslavo si disgregò e lo Stato, minato anche da profondi contrasti politici ed etnici interni, si dissolse. La Wehrmacht diede una nuova impressionante dimostrazione di superiorità militare e Hitler e i suoi alleati poterono frantumare il territorio jugoslavo, organizzare i governi collaborazionisti e dare inizio all'invasione tedesca della Grecia. Ma sul territorio si sviluppò rapidamente una guerriglia nazionalista e monarchica, seguita quindi dalla crescente azione dei partigiani comunisti di Tito, che avrebbero ben presto messo in notevole difficoltà le truppe occupanti dell'Asse. Il Regno di Jugoslavia, nato alla fine della Prima Guerra Mondiale dalla dissoluzione dell'impero asburgico e di quello ottomano, aveva incluso nel suo territorio popolazioni diverse per etnia, religione e costumi, che iniziarono ben presto a scontrarsi tra loro. I serbi ortodossi, i croati e gli sloveni cattolici e i bosniachi musulmani. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Jugoslavia si era dichiarata neutrale. Con una popolazione generalmente favorevole agli alleati, il governo jugoslavo dovette tuttavia soppesare l'importanza e la vicinanza delle potenze dell'asse. La Germania tollerava il mantenimento della neutralità jugoslava, in cambio di una crescente sottomissione economica, disapprovata da Gran Bretagna e Francia. L'obiettivo tedesco nell'area, fino al 1940, fu quello di mantenere la pace per continuare a ricevere dalla Jugoslavia le materie prime cruciali per la sua industria bellica, in particolare il petrolio rumeno, che veniva trasportato dal Danubio al Reich. L'entrata in guerra dell'Italia, con la quale Belgrado tradizionalmente tratteneva cattivi rapporti, il 10 giugno del 40, complicò la posizione jugoslava. L'iniziale veto di Hitler ad un attacco alla Jugoslavia fu tra i motivi che portò Mussolini ad attaccare la Grecia, con l'obiettivo di estendere la sua influenza nei Balcani. L'inizio della guerra greco-italiana alla fine dell'ottobre del 40, a cui l'alto comando italiano si oppose invano, portò al secondo conflitto mondiale nei Balcani. L'esercito reale greco sorprese il mondo, non solo fermando l'esercito italiano, ma respingendolo in Albania, allora occupata dagli italiani, durante la seconda settimana di novembre. Hitler stava in quel momento preparando l'Operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica, in violazione del patto di non aggressione firmato con essa, che si pensava dovesse cominciare nel maggio del 41. L'arrivo della RAF britannica a sostegno della Grecia lo allarmò, poiché dalle basi aeree da cui partivano gli aerei britannici per consegnare i rifornimenti ai greci, potevano anche bombardare i pozzi petroliferi rumeni. Di fronte alla minaccia per i loro piani di campagna ad est, i tedeschi decisero di invadere la Grecia, per la quale avevano bisogno del permesso di jugoslavi e bulgari. Infatti dovevano attraversare questi due paesi per raggiungere la penisola ellenica. Ciò complicò ulteriormente il mantenimento della neutralità jugoslava. Nel suo dialogo col ministro degli esteri jugoslavo del 28 novembre, Hitler espresse la sua intenzione di intervenire in Grecia. Il suo desiderio che la Jugoslavia aderisse al patto tripartito e la sua disponibilità a cedere Salonicco alla Jugoslavia, in cambio del loro aiuto nella campagna, ma non riuscì a convincere gli jugoslavi. La partecipazione jugoslava interessava i comandanti tedeschi anche a causa dell'assenza di ferrovie tra Bulgaria e Grecia, il che rese la linea Salonicco-Belgrado importante per il rapido dispiegamento tedesco ed il ritiro delle forze per poter partecipare successivamente all'invasione dell'Unione Sovietica. Un nuovo incontro con i rappresentanti jugoslavi, il 14 febbraio, si concluse nuovamente senza un accordo. Preparandosi ad intervenire in Grecia con la cosiddetta Operazione Marita, studiata alla fine del 40, che prevedeva l'intervento della Wehrmacht nei Balcani con 17 divisioni, tra cui 4 Panzerdivision, Hitler riuscì a convincere i tre regni di Ungheria, Romania e Bulgaria, quest'ultima solo il 1 marzo del 41, a unirsi alle forze dell'Asse attraverso vari patti di alleanza.
L'ingresso della 12ª armata tedesca in Bulgaria per partecipare all'assalto alla Grecia aumentò anche la minaccia militare alla Jugoslavia. Nel gruppo dei nuovi alleati mancava solo la Jugoslavia e Hitler cercò di attirarla anche con la diplomazia. La disperata situazione esterna, senza alleati efficaci nella regione, e interna, tensioni nazionaliste, instabilità del governo, incapacità di difendere efficacemente i confini e regioni più industrializzate, finirono per convincere il reggente Paolo alla convenienza di accettare le proposte tedesche. I tentativi di ottenere un aiuto efficace dalla Gran Bretagna o dagli Stati Uniti non avevano avuto successo. La crescente pressione tedesca affinché il paese si unisse all'asse fu seguita da rinnovati ma futili tentativi degli jugoslavi di ottenere aiuti militari dagli alleati. Il 27 febbraio la Jugoslavia aveva cercato di contrastare parzialmente la pressione tedesca, firmando un trattato d'amicizia con l'Ungheria, che voleva l'accordo con la Jugoslavia come mezzo di collegamento con gli alleati e come contrappeso della crescente influenza tedesca a Budapest. L'alto comando ungherese, al contrario, si era espresso favorevolmente nell'estate del 40 a partecipare a possibili operazioni militari contro la Jugoslavia, nonostante il rifiuto del primo ministro Pál Teleki, che aveva rafforzato i rapporti con la Jugoslavia. La promessa di concessioni territoriali a spese della Jugoslavia, tuttavia, riuscì a convincere il reggente Mykolos Horthy a collaborare con la Germania. Teleki si suicidò per protesta il 3 aprile, ma il suo successore László Bardossi continuò i preparativi ungheresi per la campagna contro la Jugoslavia. Il 29 marzo il generale tedesco Friedrich Paulus era arrivato a Budapest per coordinare operazioni con il comando ungherese, con il permesso del reggente che l'aveva concesso il giorno prima dopo aver ricevuto il messaggio di Hitler con la promessa di territori. Dopo il suicidio di Teleki, il reggente ungherese chiese ed ottenne dai tedeschi il permesso di ridurre il numero di truppe che avrebbero dovuto partecipare all'invasione e di farlo solo quando la Jugoslavia si sarebbe disintegrata con la proclamazione dell'indipendenza croata. Già il 5 marzo l'ambasciata britannica a Belgrado iniziò a consigliare ai suoi cittadini di lasciare la Jugoslavia. Il 12 marzo, a causa dell'aumento delle tensioni, furono convocati più di 1 milione di uomini. Il 17 il governo tedesco chiese la consegna delle riserve di cibo dell'esercito jugoslavo per le sue truppe di stanza in Bulgaria. Di fronte alla continua situazione jugoslava, il ministro degli esteri tedesco presentò un ultimatum. La Germania chiese il chiarimento della posizione jugoslava entro il 25 marzo. Il 24 il reggente e il governo decisero di firmare il patto con la Germania e il primo ministro Dragiša Šefčovič e il ministro degli affari esteri partirono per Vienna, accompagnati dall'ambasciatore tedesco. I tedeschi avevano fatto delle concessioni per facilitare la firma jugoslava, garantirono la sovranità e l'integrità jugoslava e si impegnarono a non richiedere aiuti militari durante la guerra o a richiedere il passaggio delle loro truppe attraverso il territorio jugoslavo. Il 25 marzo del 41, dopo pesanti pressioni e la promessa del porto di Salonicco in Grecia, il governo jugoslavo aderì al patto tripartito. Nella stessa giornata venne presa anche la decisione di ritardare l'operazione Barbarossa di 4 settimane per l'invasione della Grecia. Il patto però ebbe breve durata. Nella notte tra il 26 e il 27 marzo un gruppo di ufficiali serbi, contrari all'intesa con la Germania nazista, rovesciarono con un colpo di stato il governo del primo ministro Šefčovič e del reggente Paolo. Sul trono salì il giovane Pietro II, che affidò l'incarico di formare un nuovo governo al generale Simović. Subito vennero preparati nuovi piani. Il 27 marzo Hitler firmò la direttiva numero 25, che stabiliva gli obiettivi e le linee strategiche dell'invasione della Jugoslavia. L'esercito jugoslavo, forte di 850.000 uomini, disponeva circa di 30 divisioni di fanteria e 3 di cavalleria, oltre a qualche reggimento corazzato, ma era sparso per 2.880 km di frontiera. Al comando del generale Milorad Perović era testata lungo i confini con l'Italia e l'Austria. Il secondo gruppo d'armate del generale Milutin Nedic lungo i confini con l'Ungheria e Romania e il terzo gruppo d'armate del generale Milan Nedic lungo il confine rumeno meridionale, con la Bulgaria, la Grecia e l'Albania. L'aeronautica jugoslava non era ben equipaggiata. Era equipaggiata con solo 47 aerei Hurricane di costruzione inglese, quasi uguali come potenza ai più conosciuti Spitfire, ma meno maneggevoli, e 47 Messerschmitt Bf-109.
Il difetto principale, che condizionò l'andamento delle operazioni in modo negativo per il giovane regno di Jugoslavia, fu la mancanza di nazionalizzazione del suo esercito. I reggimenti non erano di etnia mista ed erano, nella maggioranza, comandati da ufficiali e da sottufficiali di etnia serba. Le forze della Wehrmacht, dislocate nei Balcani, erano organizzate in 2 armate e in un gruppo corazzato. La seconda armée di Maximilian von Weich comprendeva 5 divisioni di fanteria, 2 corazzate, una da montagna e una motorizzata. Era di base in Ungheria. La 12ª armée di William List e il primo Panzergrupp di von Kleist comprendevano 5 divisioni di fanteria, 3 da montagna, 4 corazzate, una motorizzata, oltre a forze dell'SS, la brigata motorizzata Leibstandarde e la divisione Das Reich. I reparti d'élite come il raggruppamento di fanteria motorizzato Grossdeutschland e la brigata corazzata Hermann Göring. La Luftwaffe fornì il supporto aereo necessario schierando la quarta armata aerea, forte di 1200 velivoli. L'Italia fascista partecipò alle fasi dell'invasione, partendo dalle proprie basi in Venezia Giulia e Istria, da Zara e dall'Albania. Nei documenti militari dell'epoca risulta che ebbe inizio la guerra in Balcania, non riconoscendo con questa definizione il legittimo regno di Jugoslavia. A nord era schierata la seconda armata, 9 divisioni di fanteria, 4 motorizzate e una corazzata, sotto il comando del generale Vittorio Ambrosio, con obiettivo Lubiana e la discesa lungo la costa dalmata. A Zara vi era una guarnigione di 9.000 uomini, al comando del generale Emilio Giglioli, che allo scoppio delle ostilità si diresse su Sebenico e su Spalato, per giungere a Ragusa il 17 aprile. Infine dall'Albania vennero impiegate 4 divisioni della nona armata, sotto il comando del generale Alessandro Pirzio Biroli. L'Ungheria prese parte agli scontri a partire dall'11 aprile con la terza armata, 8 divisioni di fanteria e 2 brigate motorizzate, al comando del generale Elemer Gorondi Novak, occupando la Vojvodina e puntando su Novi Sad. Alle 5:15 del 6 aprile del 41 i tedeschi entrarono nel Regno di Jugoslavia. Il piano prevedeva che la 12ª armata della Bulgaria muovesse verso Skopje e Monastir per impedire che l'esercito jugoslavo potesse unirsi alle truppe greche venute in loro soccorso. 2 giorni dopo il primo Panzergrupp di von Kleist doveva muoversi verso Nice e Belgrado, mentre il 12 aprile la seconda armata dall'Austria e dall'Ungheria e il 41° Panzerkorps dalla Romania dovevano puntare verso Belgrado. L'attacco tedesco iniziò con un massiccio bombardamento sulla capitale jugoslava, che durò 2 giorni consecutivi, e sull'aviazione jugoslava, che fu quasi completamente distrutta. L'avanzata dell'esercito tedesco procedette secondo i piani. Il 10 aprile Zagabria era già occupata, e i tedeschi vennero accolti come liberatori. Il giorno successivo venne proclamata la costituzione dello Stato indipendente di Croazia. Lubiana venne occupata dalle truppe italiane l'11 aprile e il giorno successivo anche Karlovac venne raggiunta dalle colonne italiane e tedesche. A sud la 12ª armata raggiunse rapidamente i suoi obiettivi. Nice venne conquistata dai Panzer dei von Kleist il primo giorno senza particolari difficoltà, i quali procedettero poi su Kruševac, occupata il 10 aprile, per poi raggiungere Belgrado. Il 12 aprile tutte le colonne tedesche convergevano sulla capitale jugoslava, che si arrese la sera stessa dopo un colpo di mano da parte di Fritz Klingenberg della divisione delle SS Das Reich. Ancora più a sud i tedeschi raggiunsero Skopje il 7 aprile e si ricongiunsero poi con le forze italiane provenienti dall'Albania. L'esercito italiano nel frattempo, con partenza da Zara, dopo sanguinosi combattimenti raggiunse Sebenico e Spalato 15 aprile e Ragusa e Mostar il 17 aprile, riunendosi ai reparti partiti dall'Albania. L'11 aprile entrarono in campo violando il patto di amicizia eterna anche gli ungheresi. Il primo ministro ungherese, il conte Paltelecki, uomo d'onore, preferì il suicidio alla Fellonia. Il 15 aprile re Pietro e il generale Simovic abbandonarono il paese rifugiandosi in Palestina. Lo stesso giorno il governo del Regno di Jugoslavia avanzò una richiesta di pace e il 17 aprile il generale Danilo Kalofatovic firmò l'armistizio. In seguito al colpo di Stato che aveva spodestato il governo di Belgrado il 25 marzo del 41, le forze armate jugoslave furono messe in stato d'allerta, anche se l'esercito non fu completamente mobilitato per paura di provocare Hitler. Il comando della Regia Aeronautica Jugoslava, JKRV,
decise di disperdere le sue forze lontano dalle proprie basi principali, in un sistema di 50 aeroporti sussidiari che era stato precedentemente preparato. Tuttavia, molti di questi campi di aviazione mancavano di impianti e avevano un drenaggio inadeguato che impedì il mantenimento di tutti gli aerei, tranne di quelli più leggeri, nelle avverse condizioni meteorologiche incontrate nell'aprile del 41. Nonostante la JKRV disponesse di aerei superiori a quelli di altri paesi dell'Europa orientale precedentemente occupati dalla Germania nazista, quali Polonia, Cecoslovacchia, la JKRV non poteva semplicemente competere con la travolgente superiorità della Luftwaffe e della Regia Aeronautica in termini di numero, dislocazione tattica e di esperienza di combattimento. Ciononostante, i bombardieri e le forze marittime riuscirono a colpire bersagli in Italia, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania e Grecia e attaccarono le truppe tedesche, italiane e ungheresi. Intanto gli squadroni di caccia inflissero perdite non trascurabili ai bombardieri scortati dalla Luftwaffe nelle loro incursioni su Belgrado e sulla Serbia, così come ai velivoli della Regia Aeronautica mentre compivano incursioni sulla Dalmazia, la Bosnia, l'Erzegovina e il Montenegro. Dopo 11 giorni di ostilità, con una combinazione di perdite in combattimenti aerei, perdite a terra per attacchi aerei nemici sulle basi e l'invasione dei campi di aviazione da truppe nemiche, la JKRV cessò quasi di esistere, e questo nonostante che tra il 6 e il 17 aprile del 41 la JKRV avesse ricevuto ulteriori 8 Hurricane, 6 Dornier Do-17K, 4 Bristol Bray-M, 2 Icarus IK-2, un IK-3 e un Messerschmitt Bf-109 dalle fabbriche e industrie di aerei del settore aeronautico locali. Un approfondimento particolare merita il Dornier Do-17. All'inizio della guerra d'aprile, la Regia Aeronautica jugoslava disponeva di 60 Dornier Do-17K di progettazione tedesca, acquistati dalla Jugoslavia nel 1938, insieme alla licenza di fabbricazione. L'unico utilizzatore era il terzo reggimento bombardieri, composto da 2 gruppi, il 63esimo bombardieri di stanza all'aeroporto di Petrovec, vicino a Skopje, e il 64esimo bombardieri di stanza all'aeroporto di Milesevo, vicino a Pristina. Altri aeroporti ausiliari erano stati preparati per favorire la dispersione. Durante il corso dell'ostilità, la fabbrica di aeromobili di Stato di Kraljevo riuscì a produrre 6 aerei in più di questo tipo. Degli ultimi 3, 2 furono consegnati alla JKRV il 10 aprile e uno fu consegnato il 12 aprile del 41. Il 6 aprile i bombardieri in picchiata della Luftwaffe e i combattimenti a terra distrussero 26 dei Dornier jugoslavi all'assalto iniziale agli aeroporti, ma i velivoli rimanenti furono in grado di rispondere colpendo in modo efficace con numerosi attacchi congiunti con la Marina sia le colonne meccanizzate tedesche sia gli aeroporti bulgari. Alla fine della campagna le perdite totali jugoslave ammontarono a 4 velivoli abbattuti in combattimento e 45 distrutti a terra. Tra il 14 e il 15 aprile i 7 Do-17K rimanenti raggiunsero l'aeroporto di Nikšić in Montenegro, presero parte all'evacuazione del re Pietro II e dei membri del governo jugoslavo in Grecia. Durante queste operazioni le riserve auree jugoslave vennero anch'esse aviotrasportate in Grecia da 7 Do-17, dei Savoia Marchetti SM-79K e dei Lockheed Model 17 Electra. Ma dopo aver completato la propria missione, 5 Do-17K furono distrutti a terra quando gli italiani attaccarono l'aeroporto greco di Paramitia. Solo 2 Do-17K scamparono la distruzione in Grecia e più tardi si unirono alla RAF britannica nel Regno d'Egitto. Hitler, infuriato per il cambio di governo jugoslavo, ordinò l'operazione Castigo. Alle ore 7 del 6 aprile la Luftwaffe aprì l'ostilità bombardando massicciamente la capitale. La Luftflotte 4, quarta flotta aerea della Luftwaffe, con la forza dei 7 gruppi da combattimento Kampffarmgruppen, fu assegnata alla campagna dei Balcani ed eseguì nel corso di essa uno dei suoi colpi di forza, come li chiamava il generale Hugo Sperle. Per 3 giorni bombardò Belgrado e i piloti scesero indisturbati, passarono a volo radente a vedere se fosse rimasto qualcosa in piedi. Con la fine dell'ostilità, il paese slavo venne suddiviso tra le forze italiane, tedesche, ungheresi e in seguito bulgare. La Germania si annetté la parte nord-orientale della Slovenia e sottopose a un regime di occupazione militare il Banato, la Serbia centrale e parte del Kosovo settentrionale, territorio del comandante militare in Serbia. L'Italia si annetté la parte sud-occidentale della Slovenia, in cui venne istituita la provincia di Lubiana, la parte nord-occidentale della Banovia di Croazia, congiunta alla provincia di Fiume, parte della Dalmazia e la zona delle Bocche di Cattaro,
che assieme a Zara, già italiane, annetterono e costituirono il governatorato della Dalmazia, il Kosovo, la Macedonia occidentale e alcune zone del Montenegro meridionale furono annesse al Regno d'Albania, in unione personale con l'Italia. L'Ungheria si annette il settore occidentale della Vojvodina, Bačka, il Prekmurje sloveno più alcuni piccoli territori in Croazia, ovvero nel Međimurje e nella Banaria, tutte terre sottratte al Regno di Ungheria col Trattato di Trianon alla fine della Prima Guerra Mondiale, con cospicue minoranze maggiore ma maggioranza slava. Alla Bulgaria venne assegnata la gran parte della Macedonia, dove vennero create le nuove province di Bitola e di Skopje, oltre ad alcune zone nella Serbia orientale. A Zagabria venne proclamata l'indipendenza dello Stato indipendente di Croazia, stato fantoccio d'Italia e Germania, sotto la guida del capo di partito Ustascia Ante Palević. Lo Stato era esteso su gran parte delle attuali Croazia e Bosnia e Erzegovina. Anche in Serbia, sotto la guida del generale Milan Nedić, venne creato uno Stato fantoccio sotto il controllo militare tedesco. Il Regno del Montenegro divenne invece uno Stato fantoccio dell'Italia.